Qui siamo in servizio per l'assistenza sanitaria alla gara di triathlon. Mettiamo in piedi tutto il dispositivo di soccorso per garantire la sicurezza agli atleti e anche al personale che organizza, nonché anche alla popolazione che è vicina a queste aree. E solitamente viene messa in piedi un sistema con un PMA, un punto medico avanzato, dove operano medici che vengono chiamati dall'organizzazione, più vari soccorritori, e delle ambulanze, solitamente sono 3, disposte sul percorso in vari punti strategici, più delle squadre a piedi, soprattutto per la zona di partenza a nuoto e la zona cambio, dove ogni tanto abbiamo dei problemi con dei malori, anche della zona del percorso a piedi dove c'è il giro di boa soprattutto. Solitamente abbiamo visto che in questi giorni di gran caldo abbiamo avuto parecchi malori, tutti gestibili grazie al punto medico e grazie ai medici che operano in questi giorni, perciò niente di grave. Ovviamente sono caldi eccezionali e che influiscono sulle prestazioni dell'atleta, influiscono anche sulla salute. Quello che abbiamo visto e che consigliamo è quello di idratarsi, di non sottovalutare questo aspetto, idratarsi bene, bagnarsi e cercare prima della gara e dopo la gara di sfruttare tutte le zone d'ombra possibili in modo tale da stare al fresco.